Monti comincerà ad illustrare le prossime iniziative dell'esecutivo. Tra le forze politiche più critiche l'Italia dei Valori, che fa sapere di attendere nel dettaglio i provvedimenti, pieno sostegno dall'UDC. Per il PD con Veltroni serve invece un patto sociale. Donatella Smolico ha intervistato il leghista Luca Zaia, governatore del Veneto, e Daniele Capezzone, portavoce del PDL. Al di là della gestualità e del linguaggio forte c'è la volontà di comunicare ai cittadini e al popolo che siamo molto sensibili alle istanze, che sono quelle istanze che ci portano a dire che se si deve risanare bisogna tagliare e prendere da chi ha e non prendere da chi non ha. Nel quadro politico attuale, con chiarezza, la Lega e Di Pietro sono all'opposizione insieme. Oggi da Di Pietro viene qualche apertura, dice si voti a giugno, ma se Monti farà misure di crescita potremo anche votare a favore. E praticamente è solo la Lega all'opposizione, mi conferma? Ma io direi che l'opposizione è molto più variegata in Parlamento. Da un lato la Lega all'opposizione, dall'altro Di Pietro all'opposizione, che come la Lega magari dice si vota ciò che condividiamo fino in fondo. In un altro fronte Berlusconi che dice voterò tutto ma all'insegna della continuità, e poi infine Bersani che dice voterò ma all'insegna della discontinuità. Direi che il panorama è molto variegato. Io sostengo che questo governo non si può limitare a manovre ragionieristiche. Per il momento abbiamo visto una manovra che chiunque sarebbe stato in grado di fare. La verità è che questo paese ha bisogno di riforme, di rilancio dell'economia e quindi della crescita, ma soprattutto, me lo lasci dire, di un taglio agli sprechi. Il PDL ha con responsabilità e con generosità consentito la nascita del governo Monti e intendiamo sostenerlo, però c'è un problema enorme, grande come una casa, che riguarda il 2012 e questo problema è l'emergenza fiscale, l'eccesso di tasse che grava sulle famiglie, sulle imprese, che impedisce la crescita, che impoverisce il paese, così non si va lontano. Dunque, secondo lei veramente potrebbe essere questo un governo già debole? Noi intendiamo lavorare perché il governo Monti vada avanti e lavori bene nell'interesse del paese, ma l'interesse del paese è molto lontano da questa valanga di tasse che sta investendo tutto, che ha investito la prima casa, che sta bloccando i consumi. Ne abbiamo avuto già un esempio durante queste feste natalizie.